Cartoline, depliant, appissioni, volantini, shopper. La campagna informativa promossa contro l'abusivismo sarà intensa. Peccato che il comune di San Michele al Tagliamento debba alzare bandiera bianca perché il patto di stabilità gli impedisce di investire nell'assunzione di personale aggiuntivo da destinare alla sicurezza delle spiagge di Bibbione. È rabbia, è frustrazione, è irritazione nelle migliori delle ipotesi. Purtroppo abbiamo un bilancio che ci consente di fare anche investimenti importanti, di fare azioni probabilmente efficaci per combattere il fenomeno dell'abusivismo, ma questi strumenti non ci consentono di spendere i soldi per delle cose che sembrano molto utili e poi alla fine farebbero risparmiare dei soldi anche ai cittadini. Si parla di circa 600 abusivi regolarmente in spiaggia che incasserebbero almeno 200 euro al giorno per un valore finale attorno ai 10 milioni di euro e un danno erariale per l'amministrazione comunale di quasi 2. I più disperati sono i commercianti, promotori dell'iniziativa. Non credo nella repressione tout court, credo che la sensibilizzazione e far capire alle persone i rischi che corrono sia molto importante. Anche se l'anno scorso sono stati sequestrati oltre 11.000 oggetti ed effettuati centinaia di sequestri per contraffazione, la situazione è esasperante tanto per i turisti come per chi vive di turismo. Cerchiamo di sensibilizzare la popolazione in aiuto delle forze dell'ordine che hanno delle difficoltà dovute al personale e anche alle forme repressive che a volte non sono esaustive.